Ancora da fissare la data dei funerali di Cristiano Lucchini, il tredicenne veneziano di Castello, morto schiacciato da un muletto domenica scorsa nel tardo pomeriggio durante un tragico gioco in compagnia del fratello acquisito di 14 anni, sempre a Venezia, in zona Dogana, nel piazzale della ditta Boscolo Bielo. Con l'inchiesta ancora aperta da parte della Procura di Venezia e volta ad accertare come il ragazzino sia riuscito a entrare nell'area privata, il PM Andrea Petroni ha deciso di non disporne l'autopsia. Il tredicenne è morto a poca distanza da casa dei nonni, che lo descrivono come un ragazzino solare, che amava l'avventura e, visto l'amore smisurato per gli animali, in particolare i cani, da grande voleva diventare veterinario. Andava a scuola al Lido di Venezia, amava i motori e aveva giocato a calcio e a basket. Da qualche tempo si era avvicinato al parkour, disciplina che consiste nel saltare a corpo libero con volteggi acrobatici da muri e ostacoli. Il fratellastro di Cristiano, sotto shock, è stato affidato ad uno psicologo. Per ora si è deciso di rinviare il suo colloquio con le forze dell'ordine.